Allora, saluto a tutti. Ecco dunque un altro momento, un'altra tematica generale, dunque di l'antologia di letteratura corsa, precisiamola una volta di più in lingua corsa, ciò che è qualcosa abbastanza scarso per poterlo rinnovare di dirla un'altra volta. Avete fatto veramente un bellissimo sforzo e bene ringraziamo Gabonenzo. Prima diciamo, le sciuda il suo libro è proprio Brahman, sciuderà sicuramente aspettato torna appena, ma fine, boh, cercheremo la pazienza in due lì. E allora oggi la tematica va di più per dire a prosa, e a prosa romanzesca, se ho capito, eh? E in una visione che specchia, diciamo, l'insieme, mi si pare, di prove che sono state fatte in termini di scrittura romanzesca. E forse si sente, all'origine si sente che il romanzo è più un bisogno simbolico che proprio un bisogno di lettura e stilistico. Allora c'è da parlare di questa, di Suiedio, e per anticipo grazie e ti stiamo assente Pietro Santomenuzzi. Grazie. Tanti ringrazio al Centro Culturale Universitario prima per accoglierci e a Diagon Budier per il suo invito. Allora, questa piccola storia qui si articolare in giro a tre punti, fine, tre tempi. Il primo sarà per un prologo per ammentare una poca interrogazione, come mi sono posto preparando questa storia qui. E poi mi provato a fare una piccola spezziata di ciò che si è fatto da il primo romanzo fino a ciò che si può fare oggi. E poi ho pensato che la serie una buona, anche per me, di fare una piccola retta, un punto che mi pare di interesse e poi che forse è appena trascurato una lettura di romanzi che di il rapporto tra la storia e il romanzo. Allora, così permette di fare una lei con una stonda appena più anziana che era stampa la storia nella letteratura e mi interessava perché c'è un dibattito assai ricco per questo continente, a i rapporti che la scrittura letteraria con la storia e mi pare interessante di provare a pigliare una poca ici un mondo qui e da piegare appena ciò che si va in un romanzo corso d'oggi. Ecco. Dunque, un romanzo da genere specifico. Forse chi, come ha scritto Tsvetan Todorov, l'interrogazione pare anacronica, che le entità e convinzioni generiche sono diventate di più frole oggi. Il fatto che non si imprimere di più l'autore di ciò che spiega da un genere all'altro sarebbe un indizio di modernità letteraria. Incalcava in quest'idea qui Maurice Blanchot, che ha concluso il libro una partenneria a un genere particolare, ma all'insieme alla letteratura. Ogni opera essendo un'interrogazione all'essenza di ciò che è la letteratura. Eppure, ha giusto Todorov, se la cerca un'opera a un rispettare regole di uso genere, uno face quantunque sparisce e ci troveremo anche in una situazione contraria, bene a dire rinforzando le regole imposte al quadro di un genere. Tanto si può pensare come Milan Kundera, in Del Rideau, che è una raccolta d'assaggi e di letture, individuè già un romanzo fendone un'arte iabrosa. E lui dice che lui la pia questa espressione qui di modo proprio letterale e si attenta a ciò che la vuole prosa. Fendone di nuovo un'arte autonoma, posto che là un romanzo, una genesi propria, una storia ridimata da periodi, una morale, e qui ribia ciò che Luigi è un autore di prima metà di XX secolo, un autore, se non mi sbaglio, dell'Austria, che si chiamava Hermann Broch,
Herman Broch dice, a morale e il romanzo è a conoscenza, usovine seria da bentà territori sconosciuti l'esistenza. Ecco. Dunque, dopo questa morale qui c'è un rapporto specifico con l'eo e l'autore, tra il romanzo e l'eo e l'autore, ben di che a oggi personale s'appulisce in scrittura, e un tempo di creazione proprio. Dopo quello aggiusta anche che la fragilità del romanzo d'Abresi a orizzonti nuovi, per via di traduzione, forse che le dirò uno dei problemi che noi possiamo scontrare qui con il romanzo. Si criteri che lui identifica con dei rasso quantunque criteri di un'esigenza qualitativa alta. Bene, dice le rapporti a umanda, Elisabeth se li si possono applicare a ogni romanzo che è pubblicato. Da precisare gli obiettivi di un romanziero, a mente a viure io tendone che appana un mondo e che ne bordi una visione preinterpretata. Secondo lui, seria stato Cervantes aveva strappato su tendone qui con Don Quixote e ogni romanziero veniva a prolungare su gesto. Dunque, un romanziero libreme ciò che lui chiama l'enigma esistenziale, ha scoperto un aspetto ascoso della natura umana. Di modo generale, lo sguardo riflessivo che lo porta un romanziero avanti alla sua arte e alla sua pratica, ben da conoscenza che l'ha di storia e un romanzo, che lo si è costruito di berello, da lettore attente, e secondo le scelte che lo fa e lascite che lo si imposi sedia, si può scolinare la sua poetica propria. Scrivia con dei radinu che l'ambizione di un romanziero non era di cercare fare meglio che quelli che hanno scritto prima, ma di provare di percepire e di esprimere ciò che non avevano ancora detto. Ecco. Un si può amintare a storia di un romanzo espressione corsa e forse una storia di un romanzo in generale, seguendo lo sbuginime di una cronologia di libri consacrati. Ben lié a lui un rigoso di linearità e di annuncione di progresso, che pia un verso appena teleologico e che aveva per sbocco un romanzo adinco, come l'è scritto oggi. Sa storia è di più fatta a discontinuità, a momenti che la produzione pia usabrio, a stonde della tempata e di rompitura. Non si voleva qui parlare di Gabi Opera, pur eleggiso romanzi che così scrisse Thomas Pavel in un suo bellissimo libro La pensée du roman. Dunque libri che trapassano le circostanze di sua comparsa. Ecco. Dunque, com'è che la sia stata così trigadicia la produzione romanzesca in Corsica? Non si intende solo quella espressione corsa qui, ma anche quella in italiano, quando chi mentre il XIX secolo principiava a pigliare su brano un romanzo. Elementi di risposta si possono forse bistigare nella saggi di Salvatore Viale, che ci hanno a lei, a sua maniera, di percepisce un romanzo detto moderno, i romanzi della prima metà del XIX secolo. In una prima lettera delle cagioni e degli effetti morali della moderna letteratura romanzesca, contrastando l'opera di Hugo, Dumas e Su, scrive che la letteratura nuova vuole rappresentare l'ordine di un mondo sottosopra. Parecchie ragioni seriano all'origine di questa letteratura, straviata, che lo chiama, l'amore e la novità, la corruzione morale che si sperde, il principio democratico ha piegato alle lettere, dando alla letteratura un carattere vulgare, e poi giusto in cui è di più facile di scrivere e di vincere la sua vita scrivendo con romanzi simili. In calca uso barena la sua seconda lettera, listinando i vizi di questa letteratura, l'uniformità, l'intemperanza nelle immagini e negli affetti, la mancanza d'ordine ed unità nel soggetto, l'affettazione, la volgarità, la verbosità e minutezza nei concetti e nello stile. Se critiche che ci hanno un negativo a sua maniera di concepisce la letteratura, non si sa se le erano sperte e scompertute da tutti i letterati isolani su periodo, ma sarà per via di queste che a scrittura in prosa, mentre su secolo in Corsica, se abbia da aver di noi la storica, che eroizzava i suoi personaggi, innalzava le virtù e aveva la volontà di edificare e di educare il lettore. Voltando
a un romanzo di espressione corsa, a Pusele la nomina di un fondatore e Sebastiano Alcedo, pur se le sono state alle volte contrastate e critiche, soprattutto in quanto alla sua lingua. Quando lo pubblicò a Pescianguilla nel 1930, la sua opera romanzesca in francese è composta già di 6 titoli, ma sarebbe riuscito in 6 libri a trovare un equilibrio tra romanzo a tesi, posto che sono romanzi assai indiati in francese, critica sociale e politica e racconto sentimentale. Pescianguilla è un romanzo di non parere, quello è un sideletto che esce da un bobro per un muvato Bultacci. Poi si è considerato uno da romanzo di l'ambizione, contendo l'ascensione sociale del personaggio principale, e si può ir dando trovare legui certi eroi di Stendhal come si è detta, e da un'altra banda si può ir a un paragone con i pochi romanzi inglesi di Genovesimo, come quelli di Dickens, per esempio. A caratterizzare il suo romanzo c'è prima l'esuberanza comica di certe scene, eppure se c'è una linearità soda di un racconto, pare che lo sia costruito in giro a un'epoca di scene. Penso a Uodo alla Vasina, una radio, eccetera, eccetera. Tanto si può trovare una parentia con il teatro di Batte la Pesca. Perché chi dice un'idea, quanto che chi rileggendo a Pescianguilla è sbucciata così. Perché? Perché chi c'è comunque una rappresentazione qui di un teatro cittadino bastiaccio, dove ci sono contatto personali di ogni condizione sociale e lingue diverse, presenti in un luogo, e c'è un su luogo che si può ritrovare in Batte la Pesca, un luogo che è maschere tra la posizione sociale di certi personaggi che imponeria un contegno particolare, stabilito da regole, e un reale di sua attitudine e di sua maniera di campare. In quanto affiliato e Filimonda, si ritiene spesso a sua data di pubblicazione, dunque in 1963, mentre il periodo di mantenimento, invece vi un conto un momento di scrittura di Alcedo che dice averlo compiuto in 1935, a poco presso. La vicinanza ai libri può costituisce un dittico, quadro cittadino e quadro campagnolo, a caratterizzare in un suo libro sarà la libertà formale, che gli permette di lasciare correre a viumare il discorso. Il sottotitolo di un romanzo permette di riusare le critiche che gli sono state fatte in quanto all'assisto io desto, a Villa Strocca, ben a dire un genere di letteratura a bocca che laga l'estro spanassi. A un filo narrativo principale, concentrato in un movimento che porta dall'amore ancobalizzato a quello un periodo permesso, bene non inserite digressione, rompidure e narrazione, quando la volta voce di Makumao, indirizzandosi attraverso un pubblico fittivo ai lettori. E qui non so mica se ciò che lui legge a Libica dal Cedo, ma si ritrova alla stessa costruzione i libri inglesi di XVIII secolo, Tristram Shandy per esempio, e anche a XVIII sempre per i francesi a Jacques le Fataliste, dove l'autore pia spesso a parola e di una certa maniera rompe la narrazione per partecipare e per indirizzarsi al lettore. Si è visto in elidanie di proverbi e espressioni che rimediano un racconto, una forma di didattismo con verso un moralizzatore, una griglia, si può invece bere un gioco bellissimo con la lingua, una maniera che va a diventare motti popolari d'uso comune, una materia letteraria. La sesto, l'articolazione e la aforismi, essendo attenta l'autore a costruisce sia un chiame risponde tra di egli o dissonanze, palesa un vero lavoro di scrittore. Forse chi i romanzi al Cedo potrebbero essere qualificati da carnavaleschi, in un senso di Bakhtin. Senza primurarsi le regole della scrittura romanzesca, ha partecipato dal Cedo a dargli la sua libertà, a fare un genere di ogni possibilità. E per via di questo, facendo un impresto a un intellettuale alemano della prima metà del secolo, Walter Benjamin, potremmo trovare un'abbondanza germinativa in si destivi, ben a dire,
questi libri si danno sempre a sua forza e hanno la capacità di stupirci e di farci riflettere pur dopo un tempo lungo. Ecco, ora passiamo a una specchiata penuccia di più generale, appena più rapida forse, perché chi nasce qui a frustrazione, perché non si può parlare assai di tutti i libri, ma per certi ci volterà a fine io sposto. Dunque, da cavalleria paesana di Natale Rocchiccioli, passando per a Umbria, Solia, di Michele Boli, a una spasimata di Renato Goddi e anche fino a Murtorio, di Marco Iancarelli, in un certo modo, pare che un motivo di questi romanzi sia di capire e di balisare l'impatto e le conseguenze dei cambiamenti sociali e economici nella vita della gente che campa e bade, tra rigoso, rivolta e accettazione appena ironica. In de cavalleria paesana, al di là di un carattere proprio comico di ogni passata, da quello facile che fa sgrignare risa subito a quello che porta alla riflessione, un romanzo che ha sua unità ad essa presenza di un protagonista principale, bene di Antonio Scamaroni, permette di noi di percepire a muda che le peccampa succede da corsa compie la seconda guerra mondiale. Con un verso critico e allontanandosi da una visione nostalgica di un passato, a Umbria e a Solia dà legge e conseguenze della politica di messa in valore agricola degli anni 60 per il mondo paesano e agropastorale, un cercando a mettere in opposizione i gruppi comunitari che lo aumenta, i peineri, i paesani, eccetera, eccetera, tratta di personaggi in sua diversità, insegnando di noi le responsabilità dei pochi isolani in questa situazione qui, e c'è forse una somiglia che si può trovare tra lo scritto i Boli e quello i Godi, per via di una relazione particolare che hanno con il logo. E in tutti i casi un logo come puntello identitario e logo da raighiera. In quanto a una spasimata, ci va Renato Godi un racconto della formazione in Andria, da un paese a Agida. E attraverso il percorso iniziatico che lo seguì dal personaggio cittato in l'ambito cittadino e la sua scoperta di comportamenti morali, contrastando i valori tradizionali del mondo campagnolo, Renato Godi dipinge una corsica che conosce mode sociologiche e economiche definitive e c'è anche una compitura di lui a lingua e di stile, perché chi di qualcosa che si avvicina assai alla lingua parlata. E con si primo redia di avviura simbolica che la può avere a scrittura in lingua corsa, soprattutto in prosa. Ecco. Ci vorrebbe a minta di noi a Pegirua, ma concentra forse mica troppo in suo gruppo qui di quelli che insegnano una moda in una società o allora di maniera implicita, perché chi il ritratto di un mondo d'eri è comunque per significa quelli che leggono che non esiste più. Ecco, dunque, con una scrittura se detto a penuccia etnografica, Antonio Droiani cerca di salvare più che a mantenere una lingua usolessico particolare e a memoria di ebradiche. Eppure l'autore non si accontenta mica di fare una cronaca di un tempo passato che c'è comunque la costruzione di una visione, perché chi avrebbe potuto essere piccoli ritratti come Colombani aveva fatto i ricordi, per esempio. Ma qui c'è comunque lo sforzo di inventare una storia, pur se l'ugge su un motivo all'insotto che è quello di salvare forse un pezzo di patrimonio. La tragedia di San Parera via Scada specie a visione pessimista e angosciata un'ipoghi d'autore di un mantenimento, insegnando a tempo a prepotenza di un collettivo di beto all'individuo che usa comportamento per rimettere in causa l'armonia e la comunità. Curia questo, fine. È palese la volontà di sboccare a una produzione in prosa, divisiosa, e un romanzo può essere visto da Vine e da Ducà. La scrittura di un romanzo esprime una ricerca di sicurezza e di riconoscenza per la letteratura, l'esistenza di un genere fa da prova di maturità. Si sentiva qui un peso dell'istituzione letteraria francese ed una tradizione che la consacrava a scuola. Dunque, più che progetto creativo e estetico, si trattava di più
di illustrazione, di letteratura e espressione corsa, da che la poesia avvicinassi alla letteratura dominante. Si sono affrancati, ve la sicura, da sì a poco, l'audori, e oggi è scomplessata sa visione e i scrittori si sono impadroniti di un romanzo da travagliarlo ognuno a modo suo. A Fontana Altea, il 1990, ha rappresentato un momento di transizione in una scrittura in prosa di espressione corsa, in due brancasi, fattosi un portavoce di una comunità palese i meccanismi di un'identità rimbada spesso a fantasmi. Si è capito che gli individui sono costituiti da discorsi, che li si costruiscono, e da discorsi altri che l'hanno integrato e fatto suoi. Può essere vista a prima parte il romanzo come un monologo interno che si allunga e che brancasi non riesce a canalizzare, o come un dialogo schizofrenico, una griglia tra sé e sé. Diamo diversi, io in una sua scrittura di procedimenti letterari un'anca obrati in una letteratura corsa, che rompono a penuccia o batto di confidenza stabilito tra l'autore e il lettore, dava crescere il dubito. Oggi, invece, un romanzo investisce altri domini di creazione e diversifica i suoi progetti stilistici. Un romanzo d'avventure si impone con Guido Benigni, per esempio, Amadeo Turco, e ci si ritrovano gli elementi che fanno l'essenza di un genere, ricostituzione un altro, moltiplicazione di vicende, rapporto dialogico tra conflitto e amore che spesso vanno insieme. Ci avviciniamo in noi a una letteratura da giovani che fuori la poesia era poco travagliata, e l'opera romanzesca di Benigni, se lo vuole a caratterizzarla, è forse di più di fattura di più classica, con racconti che sono lindi, si di spesso in una società paesana, deri, con personaggi che spiccano, Ieietto per esempio, o in un tempo più lontano, penso a Medievo, eccetera, eccetera. Si può ammentare di nuovo la produzione di Giorgio Eserbi, che di appenuccia particolare, pur se si può ritrovare qualche somiglia, quantunque, che ogni romanzo è costruito di maniera diversa. Allora, l'ultima pagina interrogati attraverso i suoi personaggi e scelte politiche di Corsica Odinca, contemporanee, ma un rimito di collaborazione mischia a un racconto soprannaturale, con cosa ci sarà stasera al teatro, c'è come una rappresentazione di teatralità cittadina bastiaccia, e il Palazzo di Governatori, che è piuttosto un romanzo proprio storico. A Facca, con Gianmaria Gomiti, un romanzo poliziero. Allora, in uso primo libro rispetta in maniera via e regole il romanzo di detezione, e piuttosto in un secondo, dunque usando la passione, faccio un accenno a un romanzo poliziero comico, ecco, in un quadro di agità di Bonifacio. Dopo pubblicato, e qui passiamo a un altro autore, a una raccolta di novelle, a produzione di Gianluigi Moracchini, fattasi più regolare, se abbia da avere un romanzo, Micanomi nel 2006, che ritratta la società isolana attraverso la successione di monologhi di una collana di personaggi, definiti a partesi dai rapporti che li costruiscono tra di essi, voce plurale, che dicono la costruzione dell'identità di ognuno, e se lo vuole a dire qualcosa non ta uso o dono, di sopra qui, non è forse mica come un tono amaro, pur se si può risente quanto un capeluccio illusera, ma c'è l'ironia che come rinversa le scene e le situazioni che lo presenta. In Denadio d'Empia, un camposanto che qui è appena più duro come romanzo, che crea un ambito assai strano in una città di Bastiglia, un racconto è forse un pretesto da dire un malessere e scimmisie che si fermano spesso all'agguato e non sono mica espresse di maniera così esplicita. Dunque, i procedimenti letterari che l'aveva sperimentato in Esonuele Paolo Esanti l'ha da generalizzare in uso romanzo, in infatti legge, dove lui torce i meccanismi di un genere poliziero, giuendosi dell'assurdo,
e interrogando la capacità che la scrittura stessa di specchiare la realtà. Si scollineggia in un gioco con l'intertestualità, gioco che non si può ritrovare di noi in balcone di Diago Mugliere. Marcello Jurecek intreccia in un suo romanzo con si ha fatto i guai parecchi vili narrativi che corrispondono a temporalità sfarente, dando risalto all'avvenimento, basta di caffè qui, che di centro io racconto, schiarito da un punto di vista interno e un altro esterno, e pare che lui voglia che c'è la visione lirica di questo avvenimento quasi mitificato, da interrogare le conseguenze a quelli che l'hanno campato. Possiamo parlare pure, se li sobari a i sottogeneri o romanzo a essere travagliati, ci sono un po' di mancanze quantunque, soprattutto quelle che hanno una lei con l'invenzione totale, sia fantasia sia fantascienza. Ecco, forse che la venirà, ma che prima di passare a un piccolo momento nella storia, si può immaginare parecchi altri scrittori che hanno un po' di romanzi, penso che per i più anziani, forse negli anni i più anziani, appena pessimo come fiura, ma per gli anni 90 per esempio penso a Benedetta Vidal-Mattei che ha scritto quantunque una trilogia che forse ci potremmo trovare un po' di sumie a maniera di trattare i racconti con Guido Benigni per esempio, ma c'è di nuovo per quelli che scrivono oggi Ferrali con 2 romanzi, un primo che forse si avvicinava assai a un'imitazione di romanzi americani che sono appenuccia messi in risalto nella letteratura mondiale, e poi un secondo che forse entrace di trovare un stile particolare e una maniera di portare un racconto che, infine, senza pigliare troppo in degli altri scrittori. Ecco. Allora, letteratura e storia e letteratura e memoria, che sono 2 parole appena delicate qui. Dunque, se l'hanno mosso assai attidi e discorsate assinate e contrasti più o meno appaggiati i rapporti tra letteratura e storia, usoriombo si è inteso per se sponde. Si trattava tanto, e odiedorna, di polemiche riguardando i limiti tra storia e fizione, tra verità e fizione, in un contesto dove erano stati pubblicati libri che avevano per soggetto la Seconda Guerra Mondiale e a Shoah. Si rimproverava a certi romanzieri a sua maniera di giocarsi la storia. Si discuteva di procedimenti narrativi scelti e, in suo mentre, si interrogavano i storici a non sua scrittura propria, in cui inquietudine appena. Erano coscienti, uni pochi, che lo si vuole riflettere altri modi da accostare un racconto storico senza perdere la sua attrazione scientifica e i suoi metodi. Considerando ciò che si è pubblicato qui, proveremo a scartare un po' quei racconti che usano la storia solo da decoro, da mettere in scena personaggi, a lontananza temporale da spaesare un lettore, e che spesso si avvicinano a romanzi e avventure o da imparare. Pure se li sono romanzi proprio storici, quelli di Sant'Agasta, si danno quantunque un posto particolare, penso alla Geliusa Riseu, che ha usato più l'epopea, e partendo da un dettaglio la cronica di Giovanni della Rosa, ne face l'autore un elemento costitutivo di uso romanzo, la facada e la geli. Sa visione medievale, dove si inticciano personaggi storici, dunque per esempio Giudice e Ginarca, e altri inventati, a maggior parte di personaggi femminili, a per quadro storico, quello che avviene nel XIII secolo, mettendo in scena un conflitto tra i signori che rimanda alla lotta tra Genova e Pisa per la dominazione dell'isola. Si potrebbe pensare che il suo romanzo cercherebbe di rappresentare un passato odioso a sé e ci potrebbe arrivare nessun elemento per il nostro presente. Ma sono tessuti rapporti tra si stalvati del Medioevo e la Corsica degli anni 90, soprattutto in un contesto quando è pubblicato un romanzo
abbastanza dragi concorsi, l'ultimo capitolo ben a confermare questa idea qui, che lui e Mazzeri che berano fino al 1999, ciò che si passa, ciò che si può riabbassare in Corsica. Attraverso a un racconto di fattura classica, costruito in modo lineario, in un galarato, l'autore ci porta, con il percorso del suo personaggio, una riflessione sulla condizione umana e la storia. Quando si porta via l'uomo, una forza che va e che decide le azioni umane. Tiaoro, eroe del libro, è attore, spettatore degli avvenimenti e forse che è anche cosciente di sottomettersi a ciò che lui un po' ammaestra, che le siano le budenze, la storia, il destino e l'azzardo. Eppure, a uscire da ogni situazione, da ogni prova, ne rilascia un'esperienza che partecipa alla costruzione della sua personalità. Seria in un racconto di una solitudine e di un'erenza. E forse che questa riflessione qui nella storia è di più presente in un galarato che in l'altro romanzo che è costruito di modo parallelo, Maria Stella, che parla di un personaggio di un galarato seguendo il suo proprio viaggio. Ma voltarsi per la storia permette in noi di rendere problematica l'attualità, allenare i lacci di un presente prepotente che ci stringe i borsi e da quello era meglio. Sarà paradossale, ma mettendoci a distanza si va più aguda a prossimità e lo sguardo appinzato da che lo sia strano o tempo nostro. Città in una storia da attualizzarla, mettendo un risalto corrispondenze o incrinature, renderia capiscito di più il presente e il rapporto che ne avevamo al tempo. Quando chi pia busesso di fatti stalbati un autore, scrive a Patrick Boucheron, che è un storico, non è davasi un testimone di ciò che è accaduto, cerca di più a rendere intelligibile e sensibile il scorrere del tempo, ma in una maniera che l'hanno d'articolarsi e temporalità secondo la percezione che ne hanno l'autori e che noi ne vediamo. Un interesse maggiore per la storia l'ha lo scrittore. Eppure un romanzo non può essere solo lo specchio nebica o la descrizione di una società, posto che lo arriva qualcos'altro non sopra più. Ci arriviamo torna una volta a un barre di Condera che dice che la storia è come un projecteur qui tourne autour de l'existence humaine et jette une lumière sur elle, sur ses possibilités inattendues. Oggi bisogna rimarcare di noi che, secondo François Hartog, impegna l'uomo in un mondo inguduppato dalla memoria, perché sceglie di scrivere non a momenti che non ha vissuto mica, gli viene necessaria la visione, da sollecitare i meccanismi della memoria, da cercare colmare gli odi in campi di esperienza e di usare, da presso all'analisi di Blanche Cerchiglini, scusate, che ha fatto un bel libro un romanzo francese contemporaneo. Allora, se noi abbiamo pochi esempi da illustrare ciò che si è detto, per indetto, dunque i romanzi di Diago Mudier, a Varca Yamaona in Coppa Bastia, e quello di Jean-Yves Aquaviva, Ombre Ivera, perdono questi tre romanzi qui da un presente che è problematico, intendendo il bisogno di investigare il passato, gli atti di avvenimenti storici, dava affiorare il segreto o il riguardo leviatano, smenticato o piattato da uno parecchi. Ci avviciniamo tanto al senso etimologico della storia, l'inchiesta. Eppure, la cerca è pericolosa per l'individuo e la collettività, posto che la rimette in causa un'identità che non era tanto solo a principio e verità comune che permettevano di campare in un presente aggrancato con non avere nessun leia con il tempo andato, un presente di la pagata vinta, che la bueria mette in pericolo a minima interrogazione, rompendo mitologie innalzate da nascondere i fatti storici, per esempio la minta di desertori da Biancarelli in De Mortorio, di collaborazione in da Varca Yamaona. I personaggi che si hanno a suo tipo di questo la provano a ristabilire ciò che lui chiama Dominique Viard fil brisé de la transmission e a interroger la mémoire, ma inciampano a ricostruire la sua storia che a memoria collettiva è selettiva assai, e li giovani a confrontarsi al suo collettivo cosciente, d'essersi scordato ciò che è chiamato l'oubli occultation volontaire,
le passé dont on ne veut pas se souvenir car il brouille l'image que l'on se fait de soi. Ma verma parausale a situazione, a memoria riacquistata, fatta vine, un libere di amica l'individuo e da specchia sa cerca e si sfarenti vili memoria a struttura narrativa specchia anch'ella su livello incertezza qui o dubito l'intreccio tra passato e presente, per esempio una pluralità di voci autonome, l'analisi racconti paralleli insidati a quello principale. A Warkaya Maona è un romanzo una ricerca. Al personaggio principale, Maria Laura, la bisogna una risposta da spiegare a morte a mamma e un mistero a sua nascita. L'elemento di risposta idroa in una pluralità di voci che si succedono da ali o piuttosto palisali ciò che era accaduto. Ogni voce porta un racconto che può essere incompleto, gli avvenimenti, contraddittorio spesso, ricostruito in tutti i casi dopo, dove si intrecciano ricordi veri e altri che potrebbero essere verisimili. 3 dimensioni temporali si sovrappongono, quella della Seconda Guerra Mondiale, quella della processione di Mauna e Warka nel 1947 e l'epica contemporanea negli anni 90. Lì il presente problematico qui è forse da ritenere, posto che l'ha indienato da un passato e le sue conseguenze. Il rapporto alla memoria è complesso in suo romanzo. La crisi di Maria Laura è provocata da un trauma. A morte di zia, che l'ha aliuata, che soffriva di Alzheimer, ammentata con un eufemismo. È così che da cercare l'informazione, da spiegare ciò che la pensa essere accaduto a mamma, e sa ricerca ossessionale, la da scimignuli. E il lettore se ne avere mica d'imprima, pur se lo presente leggendo, cresce un sintimo di malessere. E il lettore si accorge di un fiasco alla fine di un romanzo che nell'ultimo capitolo una iesie ha dato un discorso di verità, tra virgolette, manco per questo ci sarebbe sempre ubido. Questo rimette in causa tutto ciò che era stato detto, creando una misfienza di betto agli discorsi che gli avevano tenuto i protagonisti e non sarà zia inventa tutto, ci può mandare, ciò che è stato detto prima sarà falso o solo in capo di Maria Laura. Pur se le fermano interrogazione che ci sono mancanze in narrazione. Sul discorso capiato che porta via e inganna le volte o il silenzio di occudo sono forse caratteristiche di questi romanzi. Di betto a questi personaggi che intrecciano senza avere proprio coscienza le evidenze della realtà con la verità che ognuno si costruisce, da che lui sia supportevole l'andare di giorni, a un lettore gli veneria di ubbidà e cercheria anche di sapere se è necessario di costruirsi un racconto per se stesso, domandandosi perché si lascia uomo intrappolato dal potere il suo racconto senza buone più sorte e di che maniera modificare un mondo che ci ingira. In den corpo Bastiglia, a città fatta stradi, crebata un corpo che lascia avere i suoi condotti seria a rappresentazione metaforica di una memoria che puzza un coglie, una citazione. Ricordi che l'hanno voluto smenticare i vastiacci. Stia è incalcata in noi romanzi, a memoria offuscata di dopoguerra, l'avvenimenti di guerra che parano troppo allontanati da muovere l'interesse di gente, che non l'hanno vissuto e con danno capo ai vecchi che li ora non contano lo spavento da valusoga meno bisio. Un cebia mesana, sia si stanno zitti i testimoni, sia non smettono di parlare. E che forse in Coppa Bastia è un esempio proprio bello questa situazione qui. E la situazione odinca, dunque, sarebbe al contrario, con gente premurosa e mantiene a memoria di trasmetterla. Questa memoria quasi ossessionale in noi, questo interesse, la mente in noi l'audore. All'epoca che l'ultimo, e quindi è una citazione di un romanzo, all'epoca che l'ultimo, Monsieur Richard, era un pezzo che non si parlava più né di resistenza né di liberazione, ma uso ritorno, giusto appunto, fece rammentare le cose vecchie e anche quelli che non erano nati dando si interessavano. Ma ricordo anche che a certi tra i più giovani li barria essere stati privi di qualcosa che riguardava in prima persona e che Nimus era primorati di Elisabeth. Un altro esempio sarebbe quello di un confronto tra le memorie. Ne caratteristico il dialogo tra uno dei personaggi in Coppa Bastiglia, Hans Spitz, e un resistente fronte a memoria che contano ciò che l'hanno vissuto, sa storia passata a un staccio,
di sue memorie ricostruite, una maniera di fare la gioia e di sconvincersi di bussare la verità. Soppongono dunque a visione patriottica, appassionata e idealizzata di un resistente vonta memoria e quella relativista di Spitz. Palesa su basso a ebulezza di memoria, ma si buona a umanda di noi di a legittimità di un discorso che imprigionedia di noi a storia. Per l'ultimo romanzo, ma via Biancarilli con Murtorio, senza bruare bene ciò che è stato detto mentre stonda non un disincanto, Murtorio ci ha un accosto sfarente alla storia. È costruito un parallelismo tra l'odio e il passato, che si intrecciano oppure se si possono identificare facile i due racconti. Si cercheria forse, in prima guerra, l'origine di un secolo e di eso di lusere e permetteria di spiegare il fiasco di l'ideologia. Sono due personaggi, il librario Marcantone Gianfarani e Wabone, l'altro Marcantone, due testimoni a fine d'un mondo, o d'un mondo che ne finisce più dessa l'agonia. L'insecca praticata dall'autore, nel suo racconto principale, danno a primavera un equi più forte e pare prolungarsi in un presente. Lo scopo era forse di tornare a stabilire lei con quelli che l'hanno campata, che erano immersi in storia. A umanda che li si bonano i personaggi, seria come campà dopo sapere che si mangia sempre i gerbelli, come campà posto che li sono morti tutti, e forse che è morto anche il personaggio di Marcantonio, nel luogo della via combattuto, e sarà buttato solo un fandogno, come lui dice Biancarilli. A sola maniera i può campà ferma a partenza, vale per usolato, quanto è per un librario, dopo l'assassinio che l'ha commesso, bisogna fare uolo d'un mondo che per sparisce e a tempo di enugenze che sono state perse. A uso di conclusione, e di una maniera generale, potremmo accertare che i periodi scelti dall'autori e due guerre mondiali, un momento di guerra coloniale, di modimico stonde contemporanee, e penso a Jurecek qui, ci insegnano che rapporto abbiamo con la nostra memoria individuale e collettiva, con il passato e il presente. Per esempio, gli anni 90 fermano sempre una zona ombra, una storia che si dice e si sa ogni tanto face pro di strofinare la nostra amnesia. C'è bisogno dunque un romanzo da permetterci di capire come l'uomo hanno campato la storia e non si parla di conoscenze scientifiche solo, ma di una conoscenza altra, quella che va in l'âme d'une situation historique qui saisit son contenu humain, quella che un romanzo solo ci può arrivare, qui a scritto d'orna condera, il est des cas où l'absence d'un grand roman est irrémédiable. Grazie. Allora, grazie per il risposto così interessante che è a tempo generale, che offre un'epoca chiave di comprensione, non solo di romanzo, ma di letteratura corsa e usofilo. E poi anche, io volevo porre una sola domanda, perché ci hai portato tante risposte che non vale la pena rivenendo. A fondo, se i progressi di un romanzo corso, come tu già ti vedi, se non vanno mica, diciamo, a seguire verso che l'ha pigliato la storia, intanto che disciplina. Mi pare che a un momento dato un romanzo a modo anzianissimo, un romanzo in l'epica romanza, aveva un contatto con la realtà di Dando che un romanzo a modo nuovo ha perso, posto che un romanzo, perché sono le stesse parole, dunque non potremmo mica sbagliare se assomiglia, ci vuole interrogarsi tanto. Un romanzo, il primo romanzo
infatti è la poesia. E era una storia cantata e messa in poesia, ma forse è una storia attuale. Invece il romanzo che tu ci hai presentato qui, che abbiamo seguito la sua elaborazione in corso grazie a te, è un romanzo che è diventato assai prosaico, quasi assomigliarsi a scrittura di un libro di storia. E mi domando quale senso, o mi domanderia quale senso esomiglia tra la disciplina detta scientifica, la storia, e l'arte detto di finzione, o romanzo. È difficile come domanda. C'è un dibattito assai come violento in un senso bulimico, tra storici appunto, perché chi si è detto che a un momento negli anni 90, o 80-90, con pubblicazione di libri, soprattutto di storie americane, penso a Hayden White, siamo passati a ciò che l'hanno chiamato un linguistic turn, bene dire storia non è che discorso, ma dando tutta questa metodologia storica e tutta questa trazzera node a Vine e a Baggio, eccetera, eccetera, quando erano rinviate e fatta Vine, tutto ognuno poi aveva un discorso di storico, posto che bastava a fare infine a scrivere e a produrre un discorso. Ecco. E a parte da io a ti di qui, che sono assai riassunti, si sono posti a un mondo storici, anche per via di ciò che si basa in un mondo editoriale, che negli anni 60 e 70 si vendeva assai libri di storia, con storie che erano famosi, e oggi la produzione storica non è forse quella che fa o più bene idee. E si sono domandati come va per come tocca su il pubblico e allargare il pubblico. E si sono posti a un mondo, e si pongono sempre, come si può costruire un racconto essendo storico. Allora, c'è un libro che è uscito poco fa, 5 anni fa, mi pare, che si chiama L'histoire est une littérature contemporaine, e che è lui appunto, dunque, che si chiama Jablonka, l'autore, e che dice appunto che potremmo giocarsi di liste cernesi e quelli letterari, ma tenendo la nostra etica di storico e tenendo la nostra maniera di va. Ma possiamo costruire un racconto, a parte si conta da ciò che ne avevamo. E c'è un altro autore, che io ho ammentato, Boucheron, che è per esempio un libro che si chiama Leonardo e Machiavelli. Immaginedia lo scontro tra Machiavelli e Da Vinci, un racconto che forse non si è mica prodotto, ma sarebbe a tutti i documenti d'archivi e tutta la bibliografia che l'ha potuto trovare. Ma come sa parte biattata di un lavoro e messa a fine di un libro, non ci sono mica note, si legge come un romanzo. Ecco, se lo si legge, per esempio l'ultimo di suoi libri è stato pubblicato poco fa, che ha fatto polemica assai, che è l'Histoire mondiale de la France. Ogni passo, dunque, che è scritto da un storico sfarente, di un racconto, ma chi possède quantunque pose non ci sono mica node riverenze da poter permettere di legittimare e di avere un'autorità alla scrittura.
Ecco. E poi ci sono tutti questi storici qui che lavorano in un letterario. A Boucheron ha scritto un pochi articoli, sono interessanti a nanta letteratura, a nanta critica letteraria. La letteratura è una sola frontiera, qualcosa così. Ma ci sono di noi tutti quelli che si interessano a come un storico può studiare la letteratura. Ecco, e qui c'è un autore, forse, che è stato ammirato da Angelo Beaumont, che si chiama Christian Jouot, Le pouvoir de la letteratura. E poi c'è un libro che esce di qualcuno che lavora in un laboratorio di l'UHSS che si chiama La griffe du temps, che dice appunto come un storico può cosa può ricacciare un storico dalla letteratura. Ecco. A livello proprio di letteratura dipende di noi di un progetto estetico che l'ha l'autore. È differente, per esempio, a maniera di ammirare la storia come lo aveva Biancarelli in Mortorio, che è quasi un riporto di ciò che si è passato durante la Prima Guerra Mondiale. Coulier, comunque, dimostra che l'uomo non si può mica eroizzare così facile, con comportamenti che forse sono stati biattati perché chi ci intrattiene una leggenda. Penso ai desertori, penso anche a una Iesonuele che si chiama Ponteno, un'altra isolati che si ne vogliono un giorno di battaglia. Ma come c'è un riporto fittivo, d'accordo, ma che è arrivato comunque a studi storici. E poi c'è, per esempio, consigliato di Jurecek, che è un fatto storico comunque Bastilica Fesch, ma a maniera di lavorare su questo avvenimento qui, con fatavine tre sguardi, perché chi c'è lo sguardo di un violo, che è il padre, questo avvenimento qui e soprattutto le sue conseguenze. C'è un abo e i nazionalisti che sono in giro, che lo campano, e c'è tutta questa parte narrativa che è costruita a parte da l'informazione, ma l'informazione, o Moasa, non è mai un'informazione neutra, e tanto di un discorso particolare nell'avvenimento di noi. E dunque, per avere una visione di Bastilica Fesch, cioè intrecciare i tre punti di vista qui. E si avvicina a penuccia di noi a ciò che lo può arrivare un storico, mi pare, ma forse che è un'eresia, gioco io. Non ne manca appena un'eresia, è una bella conclusione, per un sposto che ci ha accampato e che ci ha portato in più di riverenze e di descrizione dei contenuti, una poche piste d'andatura di riflessione, e questa corrisponde, diremo, al filo generale dell'antologia di letteratura corsa che a dico torna aspettiamo e chi parlerà. Grazie Carmine. Ringraziami.